È il ritorno dell'UDC con le proprie liste alle regionali e con un proprio gruppo, dopo 10 anni, anche nel Consiglio Comunale di Padova. Luigi Tarzia, infatti, eletto con la lista Giordani 8 anni fa, dopo essere passato al gruppo misto, ora crea il gruppo UDC e si presenta anche come candidato consigliere alle regionali. L'obiettivo è soprattutto quello delle elezioni a Padova nel 2027. Le prospettive sono per il 2027 per la città. Io adesso ormai sono in opposizione e quindi dovrò relazionarmi con i consiglieri di minoranza e cercheremo di creare le condizioni per avere un futuro migliore. Un gruppo, tra l'altro, ufficializzato proprio 2 giorni prima delle elezioni regionali. Ma è giusto che sia così, insomma, no? Anche perché diversamente io ero presidente del gruppo consigliare misto, i colleghi giustamente mi hanno chiesto che intenzioni avevo, anche perché correndo con l'UDC era improponibile che io rimanessi come presidente del gruppo misto. Oggi entra nell'UDC e quindi l'UDC si pone in minoranza rispetto all'attuale amministrazione e quindi su questo cominceremo a lavorare per il prossimo futuro, per il governo della città. Un consigliere in meno dunque in maggioranza per il sindaco Giordani, con la prospettiva di fare il rodaggio in vista delle elezioni per il sindaco nel 2027.